Ci sono atmosfere che solo il genio italiano ha saputo creare. La bellezza qui ti sorprende a ogni sguardo. Scorci sempre nuovi e originali trasformano i luoghi in simboli di autentica eleganza e stile, dove arte e design rivelano tutta la loro grandezza. In Italia, lo straordinario è normale, la meraviglia è emozione quotidiana. Il talento qui lo ritrovi ovunque, nella perfezione dei gesti, nella raffinatezza del gusto e naturalmente nell'armonia dei sapori. Eh sì, lo stile di vita italiano è conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Ma oggi vogliamo raccontare un altro capitolo di questa grande storia. C'è una terra unica, fatta di seduzione e complicità, dove innovazione ed eccellenza si sposano con semplicità e tradizione. E proprio in questa terra da sogno, il genio italiano ha inventato il Prosecco Doc. Ideale per incontrarsi e riconoscersi al primo sguardo. Cuore e creatività made in Italy, perfetto nei profumi e nel sapore, e con un segreto: essere geniale. Prosecco Doc, Italian Genio. Buongiorno a tutti, grazie di essere presenti qui oggi per la conferenza stampa che va ad aprire questo percorso che ci sta portando velocemente alla fine del mese al 33esimo concorso di violino Città di Vittorio Veneto, premio internazionale Prosecco Doc. L'organizzazione del concorso è da parte del Comune di Vittorio Veneto con il contributo della Regione del Veneto, il patrocinio della provincia di Treviso, del Teatro alla Scala di Milano, di Rai Radio 3, con il contributo importante dello sponsor Prosecco Doc. Io passo immediatamente la parola al sindaco Antonio Miatto, sindaco di Vittorio Veneto. Buongiorno a tutti, benvenuti a questa conferenza stampa di apertura del 33esimo concorso di violino Città di Vittorio Veneto, premio internazionale Prosecco Doc. Io non posso che esprimere la grande soddisfazione di questa amministrazione per il fatto che ha fatto rinascere il concorso dandogli una serietà europea e la scelta si sta rivelando azzeccata. Abbiamo patito nella scorsa edizione la coda del Covid che ha limitato la partecipazione di tanti giovani. Questa volta abbiamo visto il mondo aprirsi ed effettivamente essere premiati con tanta partecipazione. Io non posso che ringraziare il mio assessore che ha saputo condurre l'operazione nel migliore dei modi, anche perché ha saputo attorniarsi da persone impegnate, appassionate e che si sono rese immediatamente disponibili, a cominciare dal maestro De Angelis, da Stefano Da Ros, e non li enumero neanche tutti coloro che faranno parte della giuria e che comunque appoggeranno l'evento. Io sono convinto che tutto andrà per il meglio, come già predisposto, penso molto bene dai nostri uffici assieme al mio assessore, e quindi auguro a tutti di godere di questa 33esima edizione.
Diceva prima il sindaco, la seconda edizione del concorso di violino in chiave internazionale. È con soddisfazione che comunico che i paesi che verranno rappresentati al concorso sono davvero molti, perché oltre all'Italia avremo la Slovenia, l'Austria, il Portogallo, la Romania, la Spagna, la Romania, la Germania, la Francia, la Polonia, l'Estonia, la Lituania, la Svezia e il Belgio. Abbiamo avuto un numero notevole di iscrizioni. I concorrenti ammessi alla fine sono stati 57 e saranno più o meno la metà i cittadini italiani. Tra l'altro è anche bello sottolineare come in questa edizione abbiamo anche un equilibrio di genere, perché avremo 29 partecipanti maschi e 28 femmine. E tra questi abbiamo già individuato dei talenti che emergeranno sicuramente, e l'età è tra i 17 e i 28 anni. Diceva prima il sindaco un grande lavoro, sì, un grande lavoro, lo è stato, perché vi assicuro che questo lavoro per la 30ª edizione e seconda internazionale è iniziato proprio il giorno dopo che abbiamo finito l'edizione di 2 anni fa. È un lavoro impegnativo, io ringrazio tutti, anch'io, quelli che hanno partecipato, e molto gli uffici, perché senza il lavoro costante, continuo e anche fatto, direi, con passione da parte degli uffici, non potremo arrivare mai a risultati come questi. Oltre a ringraziare gli uffici, devo ringraziare per i premi la Banca Prealpi San Biagio, il Rotary Club Conegliano Vittorio Veneto, Nicola Gagliena, maestro archettaio, Confartigianato Vittorio Veneto, Vittorio Eventi, l'Ascom Servizi Vittorio Veneto SRL, Paola, Piero e Martina benvenuti. E per i concerti premio la Fondazione Teatro alla Scala di Milano, la Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, il Teatro Comunale Marco del Monaco di Treviso, Camerata Vallese, Nuova Orchestra da Camera Ferruccio Busoni di Trieste, Camerata Strumentale Città di Prato, Conservatorio Agostino Steffani di Castelfranco Veneto, Conservatorio Arrigo Pedrollo di Vicenza, Circolo Culturale Bellunese, Società Beethoven Acam di Crotone e, per le varie collaborazioni, l'Associazione Ad Libitum, Amici del Liceo Musicale di Conegliano, il Liceo Guglielmo Marconi di Conegliano, Biasin Musical Instruments, Libreria Musica di Vicenza, la Cioccolateria di Serravalle, la Scuola Musicale Corelli. Oltre al sindaco che abbiamo già sentito, sono presenti a questa conferenza stampa attraverso un video l'illustratore Riccardo Guasco, che ha creato un'immagine che ha immediatamente entusiasmato tutti e che sta piacendo molto. Buongiorno a tutti, sono felicissimo e onorato di aver realizzato quest'anno il manifesto ufficiale per la 33esima edizione del concorso di violino Città di Vittorio Veneto. La manifestazione è una manifestazione prestigiosa, musicale, aperta a giovani violinisti under 27 provenienti da tutta l'Europa. Proprio per questo ho voluto dare a questo manifesto un taglio molto fresco, giovane e soprattutto dinamico. Io adoro il futurismo, quindi sicuramente cerco di mettere all'interno di questi materiali sempre un riferimento non tanto alla corrente quanto proprio al dinamismo, e il violino, il violinista o comunque la musica bene si presta a questa dinamica dei gesti. Mi è sempre piaciuto tantissimo
da artista che disegna, che dipinge, veder muovere un musicista e veder muovere un violinista è veramente una cosa interessante. Questo mi ha ispirato a una composizione dinamica fatta di più personaggi, di più violinisti, maschili, femminili, che in una struttura molto, molto morbida, molto a spirale, quasi confondono i gesti e quindi si vedono queste molteplici mani, molteplici archetti che generano questa sorta di sinfonia di linee e di colori. I riferimenti sono sicuramente alle mani del violinista di Giacomo Balla, per esempio, quindi tutti i riferimenti che vanno a pescare da un immaginario dove il movimento e le forme spezzate sono un alfabeto abbastanza comune. La paletta cromatica è una paletta molto giovane, fresca, che parte sicuramente dal blu della comunità europea e viene poi mescolata con colori molto più caldi come un arancione, come i rossi, e quindi ne è venuto fuori una composizione molto molto dinamica che spero venga apprezzata e vi piaccia. Grazie mille. Grazie a Guasco, confermo che l'immagine è sicuramente azzeccata anche in quella parte conclusiva dove è presente il simbolo della nostra città, la Vittoria Alata, e da lì esce il pentagramma con le note a indicare proprio il fatto che la nostra città è città della musica. Passo ora la parola a Francesco De Angelis, direttore artistico. Avete detto quasi tutto, ma ne approfitto per ringraziare il sindaco e l'assessore e lo sponsor, perché oltre all'impegno ho notato anche una sensibilità per la materia artistica, e questo per noi è molto, molto importante, perché abbiamo bisogno di un'attenzione particolare in certi momenti, perché è molto difficile da gestire appunto i diversi artisti che parteciperanno a questa edizione del concorso. Volevo solo, ho qui davanti la lista dei candidati, e è una cosa che mi fa molto piacere osservare, naturalmente l'avevo già letta, ma è che c'è una maggioranza di candidati italiani, questa netta maggioranza, quindi questo per me è un dato molto importante, perché il concorso nasce per gli studenti, per i nostri studenti italiani, così come lo ero io quando vi ho partecipato per ben 3 volte nelle rassegne, e poi dopo già da professionista per il concorso biennale. E la formula dell'apertura alla comunità europea non ha tolto niente a questa caratteristica principale del concorso. Anzi, considerando il fatto che adesso i nostri studenti vanno a studiare all'estero, molto più di prima, allora abbiamo portato un po' di estero qui a Vittorio Veneto, e questo insomma bilancia il tutto. Mi sembra molto solida l'idea di aver scelto su questa formula europea e non diversamente. Detto questo, io ringrazio i miei colleghi della giuria che hanno aderito con molto entusiasmo a farne parte, a cominciare da Virginie Robillard, che è una nota solista francese e non solo, è una formidabile insegnante al Conservatorio Superiore di Violino di Losanna, così come Stefan Milenkovic, che oltre ad essere un noto solista è anche l'assistente di Itzhak Perlman alla Juilliard School di New York. Poi abbiamo un mio collega a cui sono legato per motivi, diciamo, di excursus accademico, che è Mattias Volong, che è il primo violino di spalla dell'orchestra della Staatskapelle di Dresda. Quindi abbiamo un po', anche in giuria abbiamo un po' tutta Europa, e poi quello che sarà il nostro presidente di giuria, che è Ernesto Schiavi, il direttore artistico dell'Orchestra Nazionale Sinfonica della RAI, che sicuramente ci ha dato un grosso aiuto a completare
un'orchestra di prestigio per la finale. Ricordiamo nella scorsa edizione l'orchestra dell'Accademia della Scala, quindi composta da studenti validissimi ma non ancora in professione, diciamo, spinta come avviene per me, e quest'anno invece avremo un'orchestra di professionisti, cioè l'orchestra degli archi della Scala unita all'orchestra dei fiati, appunto, della Sinfonica Nazionale della RAI. Quindi un ultimo ringraziamento al mio grande amico e collega maestro David Coleman, che ancora una volta ha accettato di partecipare come direttore d'orchestra in questa bella futura finale. Lui non ha bisogno di presentazioni e oltre che essere un artista eccezionale è anche una persona di humor e di cultura di notevole spessore. Mi sembra, sicuramente avrò dimenticato qualcosa, sì, ringrazio il mio archettaio di fiducia che si è reso disponibile a costruire un magnifico archetto barocco per il primo premio del concorso, e Nicola Galliena, che fa dei lavori straordinari, oltre che essere il mio archettaio preferito, ma questo poco importa. La volta precedente abbiamo avuto in dono uno strumento importante come quello di Lorenzo Rossi, liutaio di Milano. Quest'anno abbiamo pensato all'archetto e niente di più diciamo pratico di possedere un archetto barocco verso il classico, perché è un oggetto che nella vita di un violinista, nella vita accademica soprattutto il violinista, manca sempre, in quanto non c'è una costante necessità, ma quando arriva il momento di doverlo usare lì arrivano grandi problemi, perché non se ne trovano di validi e facilmente. E Nicola Galliena in questo è strepitoso. Un grazie naturalmente speciale alla nostra Prosecco, perché ci offre la sostanza per portare avanti tutto questo. Grazie a tutti e buon concorso. È stato nominato il Prosecco. Do la parola adesso a Tania Barattin del Consorzio di tutela del Prosecco DOC, che fa le veci del presidente Stefano Zanette. Grazie mille, buongiorno a tutti. Con grande piacere il Consorzio di tutela del Prosecco DOC, in virtù del nostro presidente Stefano Zanette, ha deciso di rinnovare il supporto a questa 33esima edizione del concorso di violino Città di Vittorio Veneto, Premio Internazionale Prosecco DOC. E il nostro consorzio, fin dalla sua nascita nel 2009, ha deciso di direzionare quelle che sono le attività di promozione e di valorizzazione che realizziamo nel corso dell'anno verso due precise tematiche, che sono da un lato lo sport, e da qui il nostro sostegno anche a diverse squadre del territorio, dalla Prosecco DOC Moco Volley alla Benetton Rugby, al mondo anche delle due ruote con la MotoGP e la Superbike, che ci porta anche in tanti mercati internazionali, al mondo della vela e anche il mondo dello sci, in virtù proprio delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. E dall'altro lato il tema della cultura in tutte le sue sfaccettature, e quindi l'arte, il design, il teatro, la moda, il cinema e ovviamente la musica. Proprio per questo che il concorso di violino racchiude un po' quello che è il binomio della cultura, dell'arte, con anche però una valenza sia nazionale che internazionale, come abbiamo sentito dai numeri che ha citato l'assessore Uliana, e con anche una grande apertura verso quello che è il mondo dei giovani, la scoperta di nuovi talenti. E dall'altro lato chiaramente c'è questo forte legame anche a quello che è il territorio di produzione del Prosecco. La nostra denominazione in particolare come DOC si estende in 9 province tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma Treviso sicuramente è il cuore della produzione del Prosecco.
E nonostante appunto quella forte valenza a livello estera nell'export che abbiamo come denominazione, perché delle 638 milioni di bottiglie che produciamo all'anno, l'80% raggiunge più di 160 mercati esteri. Ma nonostante questo, per noi è prioritario intervenire sostenendo il territorio locale, con tante supporti a chiaramente organizzazioni, istituzioni e eventi a livello culturale, appunto sportivo, come vi accennavo. Le prossime settimane ci vedranno impegnate per stare sempre sul tema del territorio in alcuni sostegni per iniziative legate al mondo anche del cinema, come Cinema in Cantina con l'associazione Sole Luna, il mondo anche della letteratura con contrappunti in cantina di carta carbone, per portare quindi la comunità a visitare le nostre aziende e vivere dei momenti culturali legati appunto a diverse tematiche. Chi lo sa, magari anche con il concorso del violino per le prossime edizioni potremo pensare ad un fuori concorso e portare anche i nostri visitatori, i partecipanti al concorso a organizzare magari dei concerti in alcune delle nostre bellissime cantine del territorio. Perché no? Lancio un suggerimento per il futuro. È un grande ringraziamento quindi al Comune, all'assessore per averci coinvolto in questa nuova edizione del concorso. Ho sentito che i numeri sono veramente importanti quest'anno e complimenti anche al direttore artistico e a tutto lo staff che di fatto sta lavorando per realizzare appunto questa nuova edizione, che appunto ha tutti i presupposti per essere una 33esima edizione di grande successo. Grazie a tutti. Grazie a Tania Barattini, noi raccogliamo l'invito, il suggerimento, ma volevo ricordare che il concorso è nato dall'idea del maestro Mario Benvenuti e noi siamo contenti di avere qui in sala oggi il figlio, e quindi ricordiamo con il concerto di questa sera il fondatore del concorso di violino. Passo la parola al coordinatore, il segretario artistico Stefano Daros. Buongiorno a tutti, io ho poco da aggiungere se non un sentimento di gratitudine nei confronti delle istituzioni, in primis quindi il Comune di Vittorio Veneto, delle persone del Sindaco e dell'assessore alla cultura, che da subito hanno creduto nel rilancio in veste internazionale del nostro concorso. Sono onorato anche di essere spalla della spalla, se mi concedete il termine, nel senso che è nata una stretta collaborazione con il maestro De Angelis, spalla della Scala, che unisce alla statura musicale indiscussa anche la passione che accomuna tutti noi, dall'amministrazione allo staff, agli uffici, agli sponsor, ai sostenitori, una passione, un entusiasmo che nasce da essere legato alle rassegne, al concorso, come prima ricordato, avendo vinto 3 edizioni delle rassegne e poi nel 1993 l'edizione del concorso nazionale. E da lì poi si sono spalancate le porte del concertismo internazionale e l'affermazione al concorso internazionale per Concertmeister alla Scala. Ci fa piacere ricordare, appunto, come è stato detto, un'adesione dalla gran parte dei paesi d'Europa e l'entusiasmo che noi cerchiamo di mettere nel nostro operato viene anche ricambiato dalla convinzione, dall'entusiasmo che anche in questi giorni ho sentito vari concorrenti. Io ho chiamato personalmente in questi giorni una ventina di concorrenti iscritti e i prossimi giorni completerò la rosa. Tutti mi rispondono convintamente sì, mi sto preparando, ci vedremo a Vittorio Veneto, perché è fisiologico un certo numero di ritiri, perché un concorrente che si iscrive a marzo è molto probabile che nel giro di 5-6 mesi abbia opportunità artistiche, abbia un impedimento, abbia cambi di programma,
E vi devo dire che tutti quelli che ho sentito, oltre che a confermare la loro presenza, me l'hanno confermata in maniera convinta ed entusiastica e quindi questo è buon segno soprattutto per il concorso da un lato che si mette a servizio dei giovani musicisti, ma specularmente buon segno per questi ragazzi che vedono nel concorso un'ottima occasione per mettersi in luce. Più di qualcuno ha sottolineato l'alto valore artistico della giuria che il maestro De Angelis è andato a comporre e anche i concerti premio, perché per un giovane ventenne vincitore suonare in concerti organizzati alla Scala, alla Fenice, al Teatro Comunale, a Trieste o a Crotone è senz'altro un arricchimento artistico e un valore aggiunto che il nostro concorso offre. Anche qui a testimonianza che il mondo musicale, quindi delle istituzioni concertistiche e delle fondazioni musicali, hanno riconosciuto in Vittorio Veneto un punto di riferimento artistico per il violino assolutamente di prima grandezza. Quindi ci sono tutte le premesse per avere un'ottima edizione. Io già prevedo che la giuria avrà belle gatte da pelare nell'individuare tra una cinquantina di iscritti quei 6-7 da mandare in semifinale, però insomma saranno 3 giorni di eliminatorie molto intense e io ho visto anche in altre edizioni, ma in particolare nella precedente, la serietà, la cura, la minuziosità nei giudizi e nelle valutazioni proprio per non trascurare potenzialità dei giovani, ma nel contempo garantire che l'accesso alla finale veda 3 musicisti di valore e che sappiano reggere l'impatto molto importante dell'esecuzione integrale di un concerto per violino e orchestra. Rivedremo volentieri il maestro Coleman, che è stato un elemento portante. Ecco, una cosa che è stata scritta ma non evidenziata qui oggi, a testimonianza della passione e della dedizione del concorso da parte del maestro De Angelis, oltre al concerto di stasera che sarà sicuramente di alto valore musicale, ma mi piace sottolineare che nella serata finale l'orchestra avrà come primo violino proprio il maestro De Angelis e anche questo non è da tutti i giorni. Grazie maestro. Bene, a questo punto non ci resta che dire che noi siamo felici di dare il via. Sì, ma è arrivato il Presidente del Consorzio, se ha piacere di venire a dire qualcosa, aveva fatto il gesto di diniego. Sì, noi aspettiamo con gioia di vedere la nostra città pacificamente invasa da questi musicisti con i loro violini che verranno qui a cimentarsi, a sperimentare le loro capacità, il loro talento e noi auguriamo a tutti di rendere al massimo delle loro possibilità e di vedere riconosciuto quello che è stato il loro valore e il loro impegno. Li attendiamo davvero con gioia. La parola adesso, se qualcuno dei giornalisti ha piacere di fare qualche intervento, di chiedere qualche cosa, siamo a disposizione.
da ponte fortunatamente si sposa ancora con questa edizione, però diciamo che la possibilità di usufruire di quella struttura è nell'ordine normale delle cose. Con la proprietà noi stiamo interloquendo, non si è mai interrotto il dialogo, ci sono soltanto delle questioni tecniche che devono essere affrontate dagli uffici nelle sedi competenti per poter procedere a quello che è la nostra intenzione, cioè quella di passare all'acquisizione dell'immobile. Ci sono delle difficoltà tecniche, immagino risolvibili, come sempre legate al tempo, per cui si stanno prolungando, il dialogo si sta prolungando, ma credo che fra non molto potremo arrivare alla conclusione. Chiaro che ogni evento che si proietti all'esterno di Vittorio è un elemento di richiamo, e quindi se lei mi chiede se la cosa può avere un'utilità dal punto di vista turistico, è naturale, pensiamo anche di sì. Comunque già Vittorio Veneto in passato era noto per questa sua particolarità di essere legato alla musica, sia per il concorso di violino che per altri aspetti, altri eventi. Ricordo solo il corale, che è il più antico evento di questo tipo che si faccia in Italia, e quindi diciamo che novità non ce ne sono. La novità è quella di aver proiettato in campo europeo la manifestazione tradizionale nostra, e naturalmente questo non fa che impreziosire e interessare una maggior platea di eventuali turisti, vorrei dire di coloro che gradiranno venirci a trovare. A posto così, nessun altro intervento. Allora noi chiudiamo questa conferenza stampa dandovi appuntamento al concerto di questa sera e poi seguite tutto il resto del concorso. Grazie.